Beatrice. Elena. Cognome? Pozzoni. Portolotta. Età? 25. 25. Da dove vieni? Monza. Pedavena. In che ruolo giochi? Attaccante. Palleggiatore. Cosa ti aspetti da questa stagione? Tante belle cose. Non voglio dire nulla perché sono un po' scaramantica. Io non lo sono e lo dico, vorrei vincere il campionato. Cosa ti piace della squadra del Volano Volley? Elena. Beatrice. Il tuo fondamentale preferito? La difesa. L'alzata. Il palleggio. Quello che detesti di più? Il muro. Il muro. Da quanti anni sei nel giro della pallavolo? Ho iniziato a giocare a 6 anni. Io ho 7. Più o meno siamo Ho lì. vinto io. La vittoria più significativa? Quando ho vinto il campionato di B1. Quando ho vinto il campionato di A2. E la sconfitta che ti ha fatto più maturare? Durante quel campionato abbiamo perso contro le seconde in classifica e sì, mi è rimasto mi ha un po' segnato. Io non ho un episodio in particolare, però ogni sconfitta è abbastanza fastidiosa. La giocatrice con cui vuoi tornare a giocare in squadra insieme? Gilda Lombardo. Maria Chiara Norgini. Ti hanno mai riconosciuto per strada? Ma sì, però non posso dire dove. Sì, dove vivo io mi dicono "Oh, tu sei quella che era sul giornale". Che cosa fai quando non sei in palestra? Dipende, quest'anno mi diverto con la mia coinquilina quasi preferita, solo perché qua lo dico. Come dice Beatrice, diciamo che ci divertiamo un po' in casa, facciamo dei video, andiamo a bere il caffè, facciamo delle cose. Bella vita. Bella vita. Sei fidanzata? No, No. Che genere di film ti piace vedere? ma un po' tutti in realtà, vado a periodi. Non ho un genere in particolare. In questo periodo magari non film d'amore. Magari Harry Potter in questo periodo. Esatto. Il film più bello che hai mai visto? American History X. È una bella domanda. Non saprei. Pubblicità. Pubblicità. La tua canzone preferita? La mia canzone preferita è Il giorno di dolore che uno ha di Ligabue. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo di Ligabue. Bella. Il tuo cantante preferito? Ligabue. Ligabue. Qua andiamo d'accordo. Il tuo cibo preferito? E le pappardelle al ragù di cinghiale e il risotto allo zafferano con salsiccia di mia nonna. Direi il risotto alle fragole che fa mio papà e le lasagne. Must. Sì. Quello che detesti di più? Ma finocchi? Non lo so, mangio tutto. Il formaggio. Cosa vuoi dire ai tifosi? Cercate di sostenerci anche se in questo periodo non potete venire in palestra, seguiteci comunque sui canali social. Esatto, seguiteci, mandateci le vostre pensieri positive, onde positive e siate il nostro settimo giocatore in campo. Di qualcosa alla tua compagna. Beh, 6 lettere. Gianni. Manda un saluto a chi vedrà questo video. Ciao a tutti, seguiteci numerosi e fate il tifo per noi. Ciao a tutti, seguiteci, tifate per noi e aiutateci in questa scalata che ci aspetta.